Buonasera a tutti e benvenuti a questa rappresentazione teatrale. Buonasera a tutti e benvenuti a questa rappresentazione teatrale che il gruppo I Picciotti di Compagnia di Paolo Vetrano tra pochi minuti porteranno in scena. Questo nuovo gruppo, composto principalmente da ragazzi, nasce in continuazione dell'esperienza maturata e della lunga tradizione creata dalle precedenti compagnie teatrali. Per mettere in scena tale opera, i ragazzi hanno lavorato con grande impegno e dedizione per molti mesi, cercando di dar vita ad uno spettacolo gradevole e divertente. Una nota di merito va principalmente a coloro che per la prima volta si apprestano a calcare il palcoscenico da commedianti, al nostro regista Alessandro Parlapiano, anche lui alla sua prima esperienza di direzione con l'aiuto di Giulia Marciante, e a Francesco Trapani, vero promotore e iniziatore di questo percorso. La commedia brillante dal titolo Se Lucio Calogero scopre la verità, perdemo l'eredità, divisa in 3 atti, è scritta dall'autore Calogero Maurici. Ecco la trama della commedia. La scena si svolge in un piccolo paese della Sicilia negli anni compresi tra il 1960 e il 1970. Il signor Antonino Puleo vive agiatamente grazie all'assegno mensile che il fratello Calogero, emigrato in Canada, gli manda puntualmente avendo fatto un'immensa fortuna grazie ad una vincita supermiliardaria. Calogero, dopo circa 35 anni di assenza dal paese natio, comunica al fratello che prima di morire vuole venire a fare testamento al nipote Roberto, unico erede, visto che sta esaudendo il desiderio di vederlo laureato in medicina. Ma Calogero, arrivando al paese, si troverà davanti ad una scioccante sorpresa. Detto ciò, vi ringraziamo per la copiosa presenza, per il calore mostrato, vi auguriamo ancora una buona visione e delle grasse risate. Inoltre ricordiamo di spegnere i telefoni per evitare delle interferenze con i microfoni. Buona serata. Caro fratello, pensavo di non venire mai più a causa dei suoi malanni, ma i medici mi hanno detto che posso partire per com'è che ci fa? Per pochi giorni, non può leggere, sa. Sento che non stancarsi troppo. Non vedo l'ora, mi spiace, di conoscere suo nipote Roberto, il medico della famiglia Puleo, dato che questo desiderio mio, sempre dico, ma principalmente di nostro padre, si è avverato, capisci? Si è avverato. Farò un testamento. Appena arrivo farò un testamento. Abbracci per tutti, tuo affezionatissimo fratello Calogero! Affezionatissimo fratello Calogero! Sì, tuo figlio si sta facendo padrino, al posto di tuttore la colpa è di tua. A me è la colpa. Se che non ce la devi portare alla pista domenica, non ce la devi portare. Ma io non voglio dire i misti, ma di quando volte ci dicono Roberto, è pregadità, a così il signor Luzzo non aiuta sempre. Tanto lo facesse pregare, ora sotto vedere i cannini. Senti, quanti le cose dall'aiuto lisci fino a cavolo, non te la metto. Bella riccia che manna, bella riccia. Eppure tutta scritta in italiano. Secondo te la liscia che va scritto? Quella che scritta. Chiedo a un sacco di segretari che ci parlano tutte le lingue del mondo. Ave medici, ave infermieri, ave chi che ci danno a mangiare, pure chi che ci sto in un culo, capisci? Va bene, Nino, non saccio che va che ti dice, e piuttosto pensava che toccava a fare. Vedevo sotto ma pare che chi lo sta vedendo
verità me le pigliare. Oh, Come te le stai? perché, Carolina, si sa per la verità. Oh, per tutte cose per te. Io ci tenia troppo che Roberto si faceva. Ma io dico, perché ci pigliamo la testa Itto e a tua pace vedrai proprio tutto? Non ci puoi dire che in tuo momento se ti fa parlare non sto tutto. Se ci dici a fate parrino, tuo figlio si faccia dottore, ne sono sicuro. Uè, amore, ti aspettano cristiani? Amici miei. Buongiorno, Mena! Oh, la busacchinara, la sadia, non è comoda. Allora, come sei? Ma bravi a dire, Mena! La Roberta si mangia per me. Ma non ci bevi, come bene di credo. Ma so mia, Angelina. Ma bravi a dire! Cosa devi dire? Cosa devi dire? Speriamo che adesso non scegli che sa va. Dai, abbiamo una vaccinata. Angelica. Prima si va a parlare con Viscio, con Lusinna, Come frate tu Canada? Ma bravi a dire! Da facce d'angelo, scherzoso, quando soffrivo perché mia Paolina sapeva non fare Camora, questo è il rumore d'arte. che ci potevo fare? Angelica, mi pare che questo buon numero dai. Che se è vero, vuole dire che lo signor Orso per voleva finire la guerra. Ma a proposito, quando vede nostro figlio Roberto? Speriamo che arriva prima di me frate, Angelina. Meno, vedi? Sì, cazzo. Pensavo una cosa, dobbiamo raccogliere tutte le firme dei paesani. Sì, ora uno. Così facciamo in modo che Roberto resta nella nostra chiesa. Sì, Tanto parere buono ne avremo. Ma buona Una che dire, cosa devi dire? Dai, Angelica, io sapevamo che mangiare, si può restare. No, vedo a me, che era un po' pubblicista. Non vuole restare? No, restare. fammi parlare, sempre dopo parlare. Quindi guardate come si chiama Paolina, sempre dopo Roberto, ma riceve un appetito, quanto mangia. Vabbè, Angelica. Andiamo a fare una bella casetta in campagna, ma Camore non è possibile. No, pazienza. Camore non è male, più tardi. Dove mangi, dici, sì, ma devi sciupare un po' con le mani. Ciao. Appena tavolo, te faccio un bel Vabbè. La dica. Ma quella di Ardì. Cosa devi dire? Angelica, Cosa devi dire? vabbè. Una dell'Erica chissà ad essere la mia convogera. Per sto seria. Arreda. Come c'è grande? Si Ti scende. pare quasi di mula, ma Mattia, chi è? Siamo veramente stanche, signor Nino, non ti immagini? Torniamo proprio in questo momento dalla Francia. Dalla Francia, bene, come fosse Francia, bella. Ma che ne sapete voi? La Torre Eiffel, Notre Dame, meravigliosa. Capisci? No, la valle dei templi. Guarda lì, non capisci una casetta, No, la mela, dunque noi non siamo venuti qua per raccontarvi del nostro viaggio. Noi siamo qui per dirvi una cosa importante. Benissimo, Marita, scusate. Forza Sì, Camilla! veramente. Ma sbrigati che un mal di testa! Onesta che Ma cosa? Che succede? Su Camilla!
L'ha visto, ci può dire a cantare. Piuttosto, pensavo che dobbiamo fare perché io e mio fratello pensare che Vedo me, tu hai ragione, ma come facciamo a dire su quanto Roberto? E ne parli, lo sai, scusa, ma con Dio non si scherza. Senti qua, se noi troviamo un piano perfetto, ti fa sapere che non succede niente. Noi, un piano perfetto di tutte le cose. Nino, senti, ma non ci potremmo dire a tuo frate che già si è una vacanza. Si sperta. Che Mio frate per Indo e vede che si dice culture, ma noi ci diciamo partito per la vacanza. Ma tu fissa severo! Per la vacanza! Sì. Risponde. Per favore. Pronto? Hai? Che ci vuoi? Ci faremo aspettaletto. Che la vedi già? Non ci rispondi, la vedete? Ma ti vedi tu? Lei? Sì, senti che ci vuole. Non è spitaletto. Bravo. La segretaria di mio fratello. L'americano. Non lo so passare. Omaci. Capisci? Che so perché non ti impara più English. Yes. Oh, ma ti produzzo meno, bello me! Ma che non mi si impiega calogero, bello me, non mi corri, bello me! Calogero, dimmi subito la sapete che dice. Tutto a posto? Ma ancora una gamba sono... Niente. Sì, bello me, sì. Vela, cresce e lievita come una Roberto, che è dottore calogero, che non ci nascevo con questa passione, lo sai! Sì, dottore, ma non ci vagliare, sì. Chi calogero? Non guardi la mamma e il papà? Sì, ancora pensate, non faccio la mamma e il papà, vai, l'hai fatto del dopo, vai, no. Che non mi stai tornando, ma che sorbette, calogero. Lo gelo perché non mi sono Devi ringraziare che non c'è nessun progetto. sì, lo frate, sì, c'era il gelo. La radio qui antica. Oh, sì, sempre caro che antica per venire la sponda, che chiaro. Sì, calogero, tutto a posto, sì. Quando? Giovedì mattina, come si sta vedendo mogliere, come usata? Sì. Non vediamo l'ora, calogero, sì. Ciao, ciao. Scatto di Cattanno! Giovedì mattina! Giovedì mattina! Come fare? Ma dimmi la cosa! Ma tu non riesci a mettere un quadro mai alla radio? Senti, io riesco a mettere queste cose, come a fare queste cose a cui sei amiche di Giannini? A prezzi di città! Ah, ora ne serve. E chiama Orazio e Concetta! Orazio! Stava aiutando la tonta! Orazio e Concetta! Chi c'è? Ma tutte le gente! Non c'è più, signorino. Duniero! Vabbè, Duniero ora! Duniero. Facciamo una domanda! Qua dietro! Stavamo baciando aspetto Tutti cosi ci punta, tutti cosi. Baci! Cinardini, pure quando me ne dà. Dimmi, Orazio, che ci siamo?
ce l'hai? No? Comunque. Ce l'hai? Quattro. Dentro non la faccio, Orazio, perché qua ci manco a contare alla fine. Ogni volta che vi chiamo io vengo sempre in ritardo, non fammi per provare che non è normale questa cosa. Ogni volta che vi chiamo io venite sempre in ritardo. Quindi significa che la passate sempre, le piccioncine. Dai, che fa? Ah, ma lasciare stare le piccioncine, dai. Io mi giudico, ragazzi, questi piccioncini! Signor Nino, perdonassi, ma non lo facciamo più. Siete cagogente. In mia vi potete basare quanto volete, però quando vi chiamo io che non mi chiedo, vado all'estero. Anzi, ancora mi chiamo. E lì, tu che mi dici? No, Ma non so quanto te la faccio fare. Naggio. E Naggio! Orazio. Comunque, ascoltate, amore avevo un figlio Io non lo vedo. E quello giù. Che non l'avevo detto, no? Io non lo garage, perché è noioso. E chi da pigliare l'uguaggio antico, di me mai di me parte. L'uguaggio, cristiano stampato dalla porta. E la radio più grande antica, accendi e parla musica. Chi da pigliare come serve? Che c'è? Vedi per flato uno che era dato! Saprati! Che ne hai occhiato, tu mangia? Insieme mi raccomando, dateci una bella scolare che sarà finiti di medio Certo, signora Mela, sono che troppo emozionata. Orazio, tu ci sei emozionato, Orazio? Sì. Pure io. Quando penso che viene il signor Calogero, una cosa qua mi prende. A mia vedere, Pensando che tutto ne manderà tu. aspetta, se non ce la essere. Mi tocca queste cose. Guarda! Dimmi ora, che lì è come finire sole. E non perdete tempo a passare. La chiamo tua figlia. La chiamo tua figlia, no? E dici se può bene la giusta sera. Sì, ai tuoi comandi, signore. Bravissima. E io? Appena arrivo la giornata che ci dico? Che c'è punto? Ah, per 40 anni che ti ho fatto salto! Non potessi crepare, che sono dei cattani.